Il tema dei vitalizi, ma soprattutto il tema del risparmio sui costi della politica è da sempre un punto al centro dell'attenzione dei consigli regionali e della conferenza in particolare. Ricordiamo nel documento, nell'ordine del giorno approvato dalla conferenza, come dal 2012 siano sostanzialmente abrogati i vitalizi in tutte le regioni, l'istituto del vitalizio, come abbiamo già provveduto ad intervenire anche sui vitalizi in godimento da parte di chi ovviamente ne aveva maturato il diritto precedentemente, in questo tra l'altro ottemperando direi ad una necessità, cioè quella di introdurre anche un principio di giustizia, insomma di equilibrio rispetto agli importi che venivano corrisposti. Oggi, allo scadere sostanziale per diverse regioni dei provvedimenti di intervento sui vitalizi in godimento, abbiamo ribadito quella che è la nostra volontà, ma soprattutto abbiamo prodotto un documento, una nota dell'università, redatta dall'Università Luis di Roma, circa la sostenibilità giuridica, oltre che la fattibilità della riproposizione di provvedimenti tesi appunto a intervenire ancora sui vitalizi in godimento, e dall'altro lato abbiamo riaffermato come ci sia un'attenzione della conferenza nel sollecitare i consigli regionali e nel dare a loro una opportunità anche di base giuridica appunto per procedere in tal senso. Nella responsabilità dei consigli, del Consiglio del Friuli Venezia Giulia anche, c'è questo tema e ci sarà sicuramente la risposta a quella che è comunque un sentimento e un'attesa diffuso da parte della comunità.